Un malfunzionamento della caldaia alla base dell'esplosione che ha raso al suolo una casa in zona Altichiero. Nessun ferito al momento dello scoppio, era vuota. Crolla parte del tetto della succursale dell'istituto alberghiero Pietro d'Abano. I calcinacci finiscono nel sottotetto. Nessun pericolo per l'incolumità. Al momento del crollo gli studenti non erano presenti. Pezzi di calcestruzzo in fase di distacco. Transennata un'area nel sottopasso del cavalcavia Borgomagno che collega la stazione. Padova, città più inquinata d'Italia. Venerdì una critical mass per l'ambiente, sabato smogbilitiamoci.